Abbiamo qui Sergio Festa, allenatore del Gamma Innovation Sarzana DA2, partita abbastanza equilibrata nonostante la differenza di reti e sembrava quasi lo potessero recuperare fino alla fine. I tuoi ragazzi si sono comportati benissimo. Sì, beh, diciamo che la gara è stata caratterizzata un po' da degli episodi, nel senso che nel momento in cui dovevamo diciamo, mettere la palla dentro nei vari contropiedi che abbiamo avuto, che abbiamo malamente buttato via, abbiamo preso dei gol su sbavature difensive, errori individuali difensivi e diciamo che lì poi si è creato un po' il solco. Poi la partita l'abbiamo ripresa, ma abbiamo continuato a sbagliare una marea di contropiedi, una marea di situazioni di superiorità numerica, e quando vai fuori casa e non approfitti di queste cose qui, di queste opportunità qui, è chiaro che dopo fai fatica a vincerla. Abbiamo detto diverse volte in telerona che questi ragazzi sono veramente il futuro dell'hockey, uno tra tutti Tognacca. Sì, sì, no, chiaramente noi, a parte Pistelli e Perroni, che sono, diciamo, i due giocatori di rappresentanza più esperti, più grandi, hanno giocato in A1, poi tutto il resto è, è un gruppo giovane che sta crescendo, che sta migliorando giorno dopo giorno. Chiaramente si fanno ancora degli errori, mi piacerebbe che questa crescita fosse un po' più dinamica, più veloce. Però abbiamo tanti giovani interessanti, Mirko è chiaramente uno di questi, però tutto il gruppo sta crescendo e insomma, spero di vedere i risultati il prima possibile, non solo a livello di classifica ma proprio a livello individuale sui giocatori.